Allora, tamponi 817.002. I positivi in totale in Veneto sono 19.220, un positivo in più. Considerate che qui ci sono le casistiche delle ripositivizzazioni e altre partite, case di riposo, cluster ospedalieri, insomma, comunque gli isolamenti. E 19.220. I ricoverati sono 271, sono solo 38 i ricoverati Covid in questo momento. Terapie intensive 13, il dato invariato rispetto a ieri, quindi lo conoscete già, 1 più 12 praticamente. Totale di morti 1978. Accomodatevi, entrate. Salutiamo, prego, accomodatevi. Perché c'è un po' del posti, accomodatevi. Grazie. Prego. Buongiorno. Ci voglio ricordare che fra l'altro gli assessori, l'assessore Lanzarini e c'era anche Bottacini. Con loro. Questa mattina ci sono stati diversi incontri, il comparto dei trasporti, lo spettacolo, i marittimi, cassa integrazione eccetera, partiranno dei tavoli e quindi salutiamo un po' tutti quelli che sono qui presenti. Morti in ospedale 1411, dimessi totali 3498, nati 77. Alcune considerazioni. Allora, scusate perché c'è un po' di roba. E intanto c'è un'emergenza, volevo dirlo. Abbiamo due circhi, il Togni è un'altra realtà, la Favola siamo noi, esattamente il Circo Togni, Cesare Togni a Somma Campagna, ha 2 elefanti, 18 cavalli, 3 tori e 3 maiali, sono senza cibo. Serve, adesso noi come protezione civile ci attiveremo, ma se qualcuno volesse portare a Somma Campagna serve fieno e mangime per questi animali. E l'altra realtà è la Favola siamo noi, una mostra faunistica itinerante, si trova a Noventa Vicentina, ha 5 dromedari albini, poi altri lama, pony, insomma altri animali, ne ha parecchi. Anche qui, se qualcuno volesse andare a Noventa Vicentina, anche qui sono circa 150 animali, mancano ovviamente fieno, mangime per cani e gatti e per pollame. Noi ci stiamo attivando come protezione civile, ci è arrivata questa richiesta, però lo dico, siccome ci sono molti cittadini disponibili a dare una mano, vi ricordo che le 2 realtà, una è a Somma Campagna, ripeto, 2 elefanti, 18 cavalli, 3 tori, 3 maiali, e poi l'altra realtà invece è a Noventa Vicentina che ha 150 animali. Detto questo, volevo anche dire che rispetto al lavoro che stiamo facendo sul fronte ordinanze stiamo lavorando, avremo un incontro anche in settimana con i colleghi presidenti. Voi sapete che oggi i colleghi ci rappresentano agli stati generali, però affronteremo in settimana l'ulteriore, diciamo, tagliando le linee guida, nel senso che c'è una continua evoluzione della fase, quella che qualcuno ha definito fase 2, forse siamo già nella fase 3, e siamo tutti convinti del fatto che il 15 luglio possa rappresentare una deadline, quindi l'occasione per capire se sarà un'occasione di allentamento importante delle linee guida per molti comparti o addirittura della sospensione ancora delle decretazioni. Cercheremo di capire cosa accadrà anche con i DPCM, perché il governo dovrà rinnovare per il 15 luglio, decidere se rinnovare un DPCM oppure abbandonare il DPCM e quindi far tornare tutti alla normalità. Abbiamo delle partite aperte, lo sapete, il tema spettacoli è una partita aperta, nonostante lo si sia risolto, diciamo, in maniera importante con la decisione sulla nostra ordinanza.
e altre partite come quelle rappresentate dai teatri, dalle discoteche e un po' tutte le attività, nel senso che noi contiamo anche rispetto agli accessi alle case di riposo, contiamo di prendere in mano quest'ulteriore problema, che è un problema reale, e questo penso che sia ormai una questione di ore, giusto? Domani, massimo dopodomani, di fare in modo di mettere, diciamo, in tranquillità le gestioni delle case di riposo e non solo, e fare in modo che i familiari possano rivedere i propri cari che magari sono ospiti di case di riposo o di centri di accoglienza. Vi dico questo perché è ovvio che tutto non può prescindere dall'andamento epidemiologico, dai dati sanitari che abbiamo, che ad oggi sono buoni, cioè voi vedete che abbiamo un positivo, numeri invariati in terapia intensiva, calo dei ricoverati, e quindi si va sempre verso la direzione di positività, confermando il nostro modello matematico che ci dice appunto che alla volta di fine giugno dovrebbe sfiammarsi tutta questa parte. Vi ho fatto vedere ieri, siamo passati da quasi 2000 pazienti ricoverati a oggi sono 270 se non ricordo male. Questo è il dato che più ci interessa evidenziare. Prima di passare la parola alle domande, volevo dirvi un paio di cose. Stanno aumentando i versamenti, siamo ormai quasi a 58 milioni di euro e siamo arrivati a 39.000 versamenti, quindi grazie a tutti coloro che versano o che magari mandano materiale, perché c'è ancora chi magari fa donazioni di derrate alimentari, di diverse, sempre a favore o di settimane ancora di villeggiatura a favore dei sanitari. Abbiamo 3 bimbi che volevo, siccome mi sono preso l'impegno almeno di presentare qualche disegno ogni giorno, queste sono 2 sorelline, eccole qua, così saranno felici. Sono 2 disegni, sono Anna e Gaia Oggian di San Donà di Piave, e che mandano anche loro la loro interpretazione sul coronavirus e andranno in mostra. Poi abbiamo Emma che ci manda, vedete, è emblematico questo disegno, no? I dondoli vuoti in questo periodo del coronavirus. Infine questo ci arriva da Hong Kong e ce lo manda Anita Mauriello da Hong Kong, e abbiamo fatto la riproduzione ovviamente su carta fotografica, ma è un disegno originale che poi manderà per la mostra, quindi c'è qualcuno anche che ci segue a distanza. E poi questo è un sasso che mi ha dato una bimba, Veronica Isola, ha preso un sasso e ha interpretato il periodo del coronavirus con un sasso, quindi ringraziamo anche Veronica che mi ha consegnato personalmente questo sasso, è andata a raccogliere un sasso in presa diretta, lo ha disegnato e me l'ha consegnato per la mostra. Questa è una bimba che a occhio avrà avuto 5-6 anni, penso, forse la prima elementare. Quindi grazie anche a questi bimbi. E passare la parola per le domande, per poi dovevo ringraziare il signor Francesco Fochesato che ci ha portato la Durona di Chiampo. Eccolo lì, lo saluto, buongiorno. È una DECO, una denominazione comunale, poi saranno per voi, sono i duroni, le ciliegie. Detta che è la regina d'Italia, perché il primo è la ciliegia premiata quest'anno a livello nazionale come DECO, denominazione comunale, e quindi la Durona di Chiampo. Ho già salutato la delegazione del comparto marittimo e dei rappresentanti del mondo dello spettacolo e della cultura, so che li ha incontrati anche l'assessore Lanzarin e stamattina l'assessore Bottacina che ha incontrato i trasporti e gli spettacoli viaggianti, no? E prego per le domande. Poi vediamo. Buongiorno Presidente, un dettaglio magari prima della domanda vera e propria. Chi voglia aiutare gli elefanti e i dromedari, cosa deve fare? Allora, ci sono 2 modalità: o contatta la protezione civile, se uno dice io ho un camion di fieno da donare, immagino che non... per carità, posso andare direttamente, abbiamo detto 90 Vicentina o Somma Campagna, sono 2 realtà,
e quindi si possono fare delle consegne di fieno mangimi direttamente lì, oppure contattano la protezione civile, noi raccogliamo e portiamo. Noi stiamo già predisponendo, considerate che a Noventa Vicentino sono 150 animali, ma sono più animali da parco zoologico, di bassa corte con qualche lama eccetera. Invece a Somma Campagna c'è il circo, c'è elefanti, dromedari e gli animali del circo. Allora, la domanda è questa. Mi sembra che i riflettori siano puntati sempre più sull'autunno, sulla fase autunnale, insomma il virus adesso si sta spegnendo, però continuiamo a leggere dichiarazioni dei virologi, degli infettivologi che ritengono possibile e in alcuni casi probabile una nuova presenza, magari in forma lieve, in forma depotenziata, però una nuova presenza del virus che in questo caso potrebbe intrecciarsi con la normale stagione influenzale, con le difficoltà che nascono dalle analogie dei sintomi. Ecco. Allora, la domanda istituzionale per lei, poi la stessa domanda la rivolgerò al professore, insomma, che potrà darci una valutazione clinica. La sanità del Veneto si avvia a rinnovare i direttori generali che sono in scadenza entro l'anno. Questo richiede dei tempi, richiede un bando, richiede dei tempi. C'è magari l'eventualità anche di un cambio in corsa, magari nel periodo proprio più delicato. Lei ha valutato questa situazione, non so, ritiene di procedere a un rinnovamento fisiologico, ritiene magari di valutare una proroga? 1. 2. C'è un piano della sanità per l'autunno in relazione a queste due evenienze, la seconda ondata possibile di Covid e la stagione influenzale? Grazie. Sì, guardate, allora, con una piccola premessa che di mezzo ci sono le elezioni. Lo dico perché c'è anche un fatto, come si può dire, di correttezza istituzionale, quindi mettersi qui a parlare di futuri direttori lo farà chi sarà eletto e avrà pieno titolo per fare e decidere. Io posso solo dire che stiamo preparando, anzi stanno preparando, io ho chiesto un piano, abbiamo chiesto un piano per, diciamo, la fase 4, come la chiamo io, no? E quella che vi ho definito come lo schieramento dell'artiglieria pesante. Pensate che sarà una fase comunque complicata. Se voi immaginate per assurdo, se non avessimo il coronavirus a settembre, ottobre, quello che sarà, non avessimo il Covid-19, comunque avremmo il ritorno di quello che ormai è il male di stagione, poi ve ne parlerà il professor Vianello, che è l'influenza, no? Le malattie da raffreddamento, eccetera. Voi mettetevi nella testa, per questo il piano dovrà essere scritto con molta attenzione, di tutti coloro che avranno 2 linee di febbre, avranno della tosse e io penso che 9 su 10 avranno il dubbio di avere il coronavirus. Quindi noi, anche se non ci sarà il coronavirus, ci dovremmo comunque schierare con l'artiglieria pesante, e qui ci dà una mano la diagnostica, ad esempio, perché dovremmo subito attuare la discriminante tra i Covid-19 e quelli non Covid-19. Non è che possiamo pensare che tutti coloro che avranno l'influenza o avranno, diciamo, la tosse, il raffreddore con la febbre debbano essere messi in quarantena, perché si rischierebbe veramente di creare guai. Quindi stiamo scrivendo un piano ad hoc per questo, ovviamente passando per le terapie subintensive, le intensive, le malattie infettive, insomma, quello che è ormai un piano che possiamo scrivere con molta più precisione e preparazione rispetto a prima. C'è un elemento fondamentale che è quello del testing, cioè che è quello della diagnostica. È ormai, come si può dire, innegabile che, essendo, lo dicevo anche ieri, essendo una pandemia, coinvolgendo il mondo intero, essendo, fra virgolette, anche un business per tutte le multinazionali, è innegabile che l'evoluzione da qui a ottobre di quello che saranno i test diagnostici o altre modalità, tra i quali anche i farmaci, l'eventuale vaccino, eccetera, ci catapulteranno in un'era glaciale diversa da quella di oggi. Cioè voi dovete pensare che noi stiamo scrivendo un piano immaginando che magari il tampone non sarà proprio così definito l'unica modalità diagnostica, magari ci saranno, siccome le multinazionali ci dicono fra un mese noi siamo pronti con alternative diagnostiche e istantanee, rapide, capite che cambia il mondo.
Cioè, vi ricordo che le prime settimane i tamponi avevano la processazione con la diagnosi nel giro di 2 o 3 giorni, adesso siamo nelle 24 ore, però se l'avessimo in un quarto d'ora, in 10 minuti, capite che cambia il mondo. E quindi oggi in unità di crisi peraltro si è definito che il piano sarà pronto per il 15 di luglio, quindi i tempi, ovviamente sarà un piano che verrà validato dal Comitato Tecnico Scientifico, il professor Vianello fa parte del comitato. Per quanto riguarda i direttori, penso che la sanità del Veneto sia talmente strutturata che sia in grado di affrontare qualsiasi azione, no? O scelta, ma questa la farà chi avrà titolo per fare queste scelte. Poi si era prenotato poi il collega, dov'è? Laggiù, Fioravanzi e Zambon. Buongiorno Presidente, Ciao. io faccio una domanda che è molto specifica, però dopo si amplia veramente il campo a 360 gradi ed è una domanda per lei che ci arriva tra l'altro dal Presidente di Confartigianato Asolo Montebelluna, Fausto Bosa, il quale come di professione è un NCC e si riferisce alla sua conferenza stampa di ieri nella quale aveva detto che secondo l'ordinanza regionale si può tornare alla capienza da libretto di circolazione, se non erro. Il loro dubbio è il fatto che invece è ancora in vigore il DPCM a livello nazionale che indica 2 persone per fila di sedile escludendo anche i posti di fianco al conducente. Quindi in questo caso quando c'è un contrasto tra quelle che sono le linee guida regionali e quelle nazionali, che cosa bisogna fare? No, guarda, non c'è nessuna contraddizione. Intanto io ieri non ho parlato degli NCC, ma ho parlato del fatto che i cittadini ci chiedono come possono gestirsi il viaggio in auto con conviventi oppure con amici, punto. Quindi mi spiace che qualcuno abbia pensato che si parlasse di NCC. È ancora vigente la norma nazionale che prevede le 2 persone sedute dietro e nessuno a fianco al guidatore dell'NCC o del taxi. Quindi mi spiace, ma ieri insomma c'è la registrazione, non ho neanche citato la parola. No, non ho neanche citato la parola taxi o NCC. Era proprio delle richieste che molti ragazzi ci fanno, devono andare al mare. Se ho 4 amici posso caricare in auto? Sì, se la macchina è omologata e se hanno tutti la mascherina perché non sono conviventi, cioè questa è la risposta. Prego. Chiedo come ufficio stampa della Federazione Internazionale Sport e Questi perché sto facendo in diretta. Dov'è il circo Togni? Perché È a Somma Campagna. sì, no, ma sapete dirmi un posto perché ma in Somma Campagna sanno dov'è. Sì, per dare un'indicazione che se qualche appassionato di cavalli vuole aiutarli per ogni Somma Campagna in genere. Sì, è Somma Campagna, guarda, hanno 16. Se c'è un'ubicazione, qualcosa. No, possiamo darla con precisione, adesso io qui non ce l'ho scritto. Sì. Abbiamo adesso la sala operativa. Vabbè, hanno detto i circoli e questi se possono aiutare. Certo, grazie. L'ho già detto, però se so qualcosa di più preciso per i non veronesi, insomma. Grazie Se mille. un vicentino vuole aiutare, insomma, campagna può essere Africa. Grazie. Zambon. Buongiorno, io tornerei un momento se possibile sul tema del trasporto pubblico locale. Ciao. Buongiorno. Dunque, assembramenti e vaporetti ormai sono diventati una scena che vediamo spesso, però in generale è un tema che voi avete toccato più volte chiedendo il fronte comune con le regioni. Doveva essere imminente la riunione della conferenza delle regioni in cui se ne sarebbe parlato. L'altro elemento è che il rappresentante dell'INAIL, Sergio Iavicoli, in CTS nazionale, ha detto di recente che effettivamente dopo il via libera sugli aerei si dovrà andare al ritorno per la capienza al 100%, quindi si stanno componendo un po' i pezzi. Avete novità a riguardo? Ne avete parlato con le regioni, col governo, con la De Micheli? No, non c'è novità, però voglio dire che condividono tutti la mia proposta a questo punto, visto e considerato che l'ho fatto in tempi non sospetti e resto convinto del fatto che se in auto tu puoi girare con non conviventi seduti in auto, puoi portare addirittura 4 persone se la tua macchina è omologata per 5, basta che abbiano una mascherina, non capisco per quale motivo in un autobus tu non possa utilizzare la capienza da omologazione. Ma guardate, questo ci risolve un sacco di problemi, cioè ricordatevi che poi, come giustamente ricorda spesso Bottacin, l'accordo fatto il 13 di aprile per i lavoratori prevede che 2 lavoratori possono lavorare a una distanza superiore al metro senza mascherina. Gli stessi lavoratori in autobus
non ci possono andare se sono a distanza inferiore a 1 metro. La domanda è quanta fretta c'è a questo punto? È totale. Noi abbiamo scritto, fra l'altro il Veneto ha scritto a firma mia una richiesta che è stata validata e sostenuta dalle regioni, dai colleghi governatori, proprio nei confronti del governo perché si adotti questa modalità. Adesso io non ho ancora ben capito perché ci sia ancora ritrosia, però fatto col mondo, diciamo, degli aeroporti e quindi degli aerei, penso che il tema dell'autobus sia facilmente risolvibile. Bisogna portare la mascherina, punto. Durante il trasporto, penso che non sia quello il problema. Del resto chi è che non andrebbe in treno, in autobus, andrebbe in treno, in autobus senza mascherina? Comunque te la metti la mascherina, no? È un ambiente chiuso, ci vai nel negozio con la mascherina. Lanza e Andrioli. Presidente, Ciao. buongiorno. Che partite avete, che questioni avete aperte come conferenza delle regioni, come presidenti delle regioni con il governo? Beh, sì, abbiamo A parte tutta la le elezioni. partita della scuola, questo è poco ma sicuro, nel senso che la scuola è quella più cogente. Considerate che intanto si incastra sempre quel ragionamento sulla data delle elezioni che, diciamo, condiziona le scelte per cui stiamo attendendo. Immagino che a volte di domani si saprà qualcosa. Dall'altro sono le linee guida, nel senso che le regioni stanno elaborando le linee guida alternative, o meglio, diciamo, a supporto, ad adiuvandum, diciamo così, a quelle idee che si sono lette a livello nazionale, per dare un minimo di ottimizzazione a quello che deve essere il servizio scolastico, che deve essere senza complicazioni, senza box in plexiglass, senza tutta una serie di sovrastrutture che a nulla servirebbero in aula, no? Per cui noi stiamo redigendo le nuove linee guida per la scuola. Questa, diciamo, che è la più importante in questo momento. Sì, sì. Sono in fase di trasmissione oggi al Ministro. Mentre oggi si aprono i cinema, lei pensa di andare al cinema stasera? No, ho altra roba da fare stasera. Perché vede, Presidente, noi ci siamo accorti che quando lei posta una foto sul suo profilo Facebook, infatti ci chiediamo che obiettivo ha di cercare gli influencer, lei quando posta una foto c'è un botto, vada al cinema così tutti andranno al cinema. No, fra l'altro ho visto, voi sapete che cerco di postare e dare una mano a coloro che a livello veneto fanno delle attività, penso soprattutto al mondo della cultura, e ho postato il libro di Carraro sui percorsi delle Prealpi, ha esaurito l'online, cioè, quindi vabbè, mi fa piacere, no? Perché poi adesso stiamo per postare un artista che fa dei grandi lavori, non è conosciuta, ed è giusto dare una mano a sti ragazzi che si danno da fare. E non ci sarò perché voi sapete che sono da tutt'altra parte stasera, però un invito a tutti, ne approfitto, per andare al cinema, andare a teatro, fare in modo, insomma, che l'economia sia aiutata anche da piccoli gesti, che è quello magari dell'impegno di andare a vedere un film e ripartire, è fondamentale ripartire. Poi avete visto i gelatieri ieri hanno presentato il gelato allo Sbattodin, quindi è una garanzia, no? Andriollis e Vanzan ha terminato. Abbiamo capito allora perché non fa la lista degli influencer, i nomi sono top secret, perché la notizia che ci verrà tra un po' che la conferenza stampa del Presidente Zaia andrà avanti anche per tutto il mese di luglio, tutto il mese di agosto. Fino al giorno delle elezioni. Esatto. Visto che c'è gente che è convinta che i veneti siano così idioti, che siano condizionabili dalle conferenze stampa di un presidente che parla di coronavirus, di ordinanze e di quant'altro. C'è ancora qualcuno in giro che considera che i veneti siano degli sprovveduti che si fanno teleguidare da una diretta dove si parla di coronavirus. E sta smettendo la scelta degli influencer? No, è un'altra roba, gli influencer sono un'altra roba. No, sono Parla meglio lei del Veneto, che lo conosce bene. Perché io lo amo il Veneto. Chi parla male del Veneto non lo ama. Prego. Se può entrare un po' nello specifico del piano della sanità in vista della fase 4, domanda che poi, questa per l'aspetto politico a grandi linee, poi stessa domanda volevo entrare un po' di più con il comitato tecnico scientifico, che cosa è cambiato rispetto a un pre-Covid e l'esperienza di Covid che cosa ha insegnato nel predisporre un piano? Sì, grazie Milva.
Poi lascio al professor Vianello ovviamente la parte, poi è a disposizione, il professore mi ha detto che è a disposizione per le domande. Guardate, noi partiamo da un presupposto che siamo partiti dall'anno 0, 21 febbraio, conoscenze, possiamo definirle bibliografiche, no? Cioè di informazioni, ma nulla sul campo perché il coronavirus non ce l'avevamo. C'è stata un'evoluzione, poi il prof sarà sicuramente più bravo di tutti noi a definire questa evoluzione anche da un punto di vista clinico e dell'atteggiamento clinico, per arrivare a schierare, come dico io, l'artiglieria pesante. Io spero non serva, però avete visto, cioè, lo dico sempre, ma non voglio fare la difesa della Lombardia, cioè, lo dico perché è giusto dirlo. Quando io ho visto i primi, ieri tu Milva non c'eri, l'ho citato anche ieri sto aspetto, no? Quando ho visto i primi malati a Venezia, perché noi abbiamo avuto Vo e poi Dolo, Venezia, i primi, centro storico San Giovanni e Paolo. Anche dei sanitari, fra l'altro, si positivizzarono in quell'occasione. Dissi, vabbè, adesso è finita perché Venezia è la patria dell'assembramento, figuratevi che disastro ci verrà fuori. È partito il focolaio e si è spento. Cioè, questo è un virus stranissimo, per cui noi dobbiamo cercare di portare in magazzino tutte le munizioni possibili e immaginabili. Poi magari arriverà qualcuno dalla Corte dei Conti o qualche cittadino che passa le sue giornate a leggere le carte, a fare esposti, e ce ne abbiamo in giro per il Veneto, esposti su tutto. Sulle mie dichiarazioni ci sono esposti di tutti i tipi, perché chiamo una mascherina DP, ma non era un DP, la mascherina di Franceschi, quindi ho fuorviato i cittadini e quindi qualcuno si sarà ammalato perché io erroneamente, perché siamo a sti livelli. Vabbè, a parte questo, però sarà fondamentale non abbassare la guardia. Io non so se arriverà o non arriverà o arriverà il virus, questo non lo possiamo sapere, però comunque non possiamo sbagliare. E anzi io spero, questo ve lo dico veramente col cuore, spero che da qui a ottobre sia ancora un'occasione di arricchimento culturale per noi rispetto al virus. Sto leggendo in queste ore report stranieri sui focolai di Pechino. Anche lì questa storia qui non è spiegabile, no? E quindi dobbiamo capire. E poi sto virus che hanno criticato il professor Zangrillo perché ha detto clinicamente è morto, ma noi vediamo che è meno aggressivo di prima, e quindi sono pezzi di RNA che non fanno più crescere e sviluppare il virus, o è una mutazione, i virus comunque mutano. Noi siamo positivi, non siamo pessimisti, speriamo che vada bene l'autunno e l'inverno, però non possiamo passare alla guardia. Se questa è la domanda che mi hai fatto, cioè questo è quello che ti dico. Qualche dettaglio in più sui numeri, cioè la struttura della famosa artiglieria pesante. Noi replichiamo, guarda, il piano si sta scrivendo, posso già dirvi che replichiamo assolutamente in maniera base i numeri che abbiamo portato ai massimi, cioè se avevamo 1600 posti potenziali di malattie infettive, tornano i 1600 posti di base. I 5 ospedali chiusi, ma che sono lì arredati, che basta andare lì e dargli una spolverata, hanno tutti i letti nuovi, i vecchi ospedali riaperti, si riaprono pronti all'uso. Le 400 terapie subintensive del Veneto, anche di più, ci sono le 825 terapie intensive, che poi sono un migliaio, perché vi ho già detto che abbiamo respiratori in magazzino, noi le attrezziamo. Poi per carità sarà un lavoro ciclopico fatto per niente, meglio così piuttosto che avere una lista di morti, meglio così. Però il prof magari poi vi dà uno spaccato anche di quello che si può fare, e penso che sia la giornata giusta per far intervenire il prof. Vi è sufficiente?